Plaster Glass. Plaster Glass è uno stucco veneziano acrilico fatto di resine e cere. In questo caso qua noi andiamo a realizzare questo pannello di color nero, ci siamo portati avanti dando sotto un paio di mani. Vi ricordo di usare sempre il nostro primer, che è universale per tutti i nostri prodotti, sia per Plaster Glass, Venetian Plaster, Marmorino, Atmosfere, Alcantara. Quindi siamo pronti per dare l'ultima mano su questo pannello. Questo pannello verrà realizzato con Plaster Glass nero e alcune venature bianche. Quindi noi vogliamo un effetto molto uniforme, cioè che non si vedono spattolate. In questo caso qua noi andiamo su a spattolarlo in verticale, lasciando pochi segni di spatole. Adesso vi faccio vedere alcuni pannelli che abbiamo realizzato con questa lavorazione. Quindi in questa lavorazione qua noi andremo a lucidare Plaster Glass con una tecnica a secco, cioè cosa vuol dire? Che noi lo lasciamo asciugare, dopodiché lo andremo a carteggiare man mano con le nostre grane. Il mio consiglio qual è? Quando diamo sull'ultima mano è vero che noi dobbiamo carteggiarlo, però dobbiamo stare attenti a non lasciare segni, perché noi partiremo con una grana a 600. Quindi il mio consiglio è di usare anche una bella spatola che flette bene. E non lasciamo graffi, quindi dobbiamo dare una mano accurata. Una volta finito, diciamo, un po' la nostra parete, arrivati anche a metà della nostra parete, man mano possiamo andare dietro un po' a compattarla leggermente, così andiamo a togliere qualche crestino che è rimasto oppure qualche piccola imperfezione. Quindi con una spatola bella pulita ripassiamo leggermente dove abbiamo fatto. Allora, passate le nostre 3-4 ore dell'ultima mano di Plaster Glass, siamo pronti per la fase di lucidatura a secco. Iniziamo con una carta vetrata grana 600.
Una volta carteggiato bene la nostra parete, che abbiamo tolto un po' tutti i segni, possiamo lucidarlo già con la spatola. Non è fondamentale, però a me piace utilizzarla perché, essendo uno stucco acrilico, lui è asciutto al tatto, ma in profondità è ancora bagnato, no? Quindi quando io schiaccio con la spatola vado a uniformare sempre di più il colore. E ovviamente diventa sempre più lucido. Un altro consiglio fondamentale è di usare Alma da 24 cm, è veramente perfetta per questa lucidatura su Plaster Glass. Dopo aver passato la 600 su Plaster Glass siamo pronti per fare le venature. Noi di solito utilizziamo su Plaster Glass il nostro glass lucido diluito con acqua, una 5 e una 6. Quindi in questo caso andiamo a fare Plaster Glass con delle vene bianche. Abbiamo già diluito il nostro prodotto glass lucido. Andiamo a utilizzare i nostri pennelli per fare il marmo, pennelli unici. Dopodiché aggiungiamo il colorante bianco. Questo qua è un colorante bianco, un pigmento bianco, no? Quindi andiamo a fare questa piccola dimostrazione di come effettuare un po' di vene. Quindi possiamo anche vedere il nostro pennello dalle linee un po' più grandi alle linee veramente sottilissime. Una volta che abbiamo fatto un po' di nostre venature, andiamo a ripassare la spatola sulle venature in modo che schiacciamo bene il glass lucido, che sarebbe anche lui acrilico, e va a penetrare proprio la venatura dentro lo stucco. Allora, Plaster Glass, dopo aver utilizzato la 600, abbiamo fatto le vene, l'abbiamo spolverato bene, adesso andiamo a utilizzare la 3000, quindi passiamo dalla 600 alla 3000, perché? Perché già l'abbiamo reso abbastanza lucido con la spatola, quindi 600 e 3000.
Una volta terminati con la 3000 siamo pronti ad usare la 4000. Il mio consiglio, ragazzi, è di non fare spilorci sulle cartavetrate, perché per fare un lavoro fatto bene io consiglio almeno sui 3 metri quadri a carta. Quindi prossimo passaggio, la 4000. Quindi una volta terminato il passaggio con la 4000, volendo ripassiamo ancora la spatola. Ricordo sempre, non è un passaggio obbligatorio, però aiuta. Dobbiamo stare sempre attenti al filetto della spatola. Ricordo, vi consiglio sempre Alma da 24 cm. Quindi Plaster Glass, essendo un acrilico, è asciutto il tatto, però in profondità è ancora bagnato. Ecco perché schiacciando ancora con la spatola diventa sempre più lucido. Così possiamo andare avanti. Come potete vedere, man mano che io schiaccio, lui diventa sempre più lucido. Dopodiché siamo pronti al prossimo passaggio con la 6000. Volendo possiamo già lasciarlo con la 4000, non è un problema, però la 6000 dà un tocco di lucidità in più. Quindi una volta finito il passaggio con la 4000 siamo pronti ad usare la 6000. Ricordo sempre, non sono obbligatori tutti i passaggi che vi dico io, sono dei consigli. Quindi 6000. Altro passaggio sempre con Alma da 24 cm. Una volta terminati i nostri passaggi con la 4000, la 6000, questo è un passaggio obbligatorio. Qua non potete scappare, perché Plaster Glass, essendo un acrilico carico di cere, la lana l'aiuta a lucidarsi. Quindi prendiamo un bel tampone di lana con il nostro lucidatore. Ed ecco qua il nostro lavoro finito. Vi ricordo che su Plaster Glass possiamo usare anche wax gloss, però il mio consiglio
e di aspettare almeno 5-6 giorni che asciuga bene Plaster Glass, se volete dare la cera, oppure lo potete lasciare così. Tenete presente che dopo 2-3 giorni, specialmente con un colore nero come questo, si tende un po' ad opacizzarsi. Basta passare un panno in microfibra e diventa di nuovo lucidissimo. Man mano questa cosa qua poi sparirà perché emana fuori tutta l'umidità e quindi questo problema non ce l'abbiamo più. Una volta finito di lucidare il nostro Plaster Glass con la lucidatrice e la lana, se vogliamo possiamo dare qualche venuzza in foglia oro. Quindi prendiamo la missione della foglia oro, si chiama missione, con un pennellino facciamo giusto qualche vena qua e là. Quindi possiamo lasciare la missione qualche minuto, dopodiché andiamo ad applicare la foglia oro. Ecco a noi il nostro marmo finito con la foglia oro, vene bianche. Non ho fatto niente di particolare, ho dato solo consigli di come fare le vene, come applicare Plaster Glass, non ho fatto niente di artistico, cosa semplicissima.